Allora, questi ragazzi non sono assolutamente emozionati, no, assolutamente, infatti, e non sono neanche stanchi assolutamente, no. Quindi è proprio con gioia che io passo il microfono. Grazie. Uno che è emozionatissimo, in più c'è il fiato, ma ne viene a parlare. Camilla e Stefano, in effetti no, siamo molto emozionati, soprattutto dopo 2 anni che non balliamo sul palco, e quindi è molto bello e siamo molto contenti di essere qui a presentare, insomma, il tango argentino, che è un mondo molto estremamente affascinante, e che c'è un'associazione qui a Castelfranco che, insomma, ne rappresenta tutti gli aspetti, dal ballo sociale fino al ballo sul palcoscenico, e quindi vi invito tutti ad informarvi, il nostro Fabio è qui che vi darà tutte le informazioni. Noi vi ringraziamo per averci invitato e per averci dato la possibilità di ballare ancora una volta qui davanti a tutti voi, dopo più di 2 anni che praticamente eravamo fermi, quindi grazie a tutti e congratulazioni a tutti gli iscrittori. Naturalmente conosciamo Fabio e Camilla da anni, l'associazione Signor Tango da anni, e esattamente come a noi mancava il palco del teatro, mancava anche a loro, quindi è stata un'idea che è venuta a entrambi quando abbiamo cominciato a parlare del fatto che saremmo tornati in questo meraviglioso teatro che viene spesso definito una bomboniera, l'idea di chiamarli per arricchire ancora di più la nostra serata. Camilla, come stai? Sono molto emozionata di stare su questo palco perché dopo 2 anni, per me, essendo abituata per tanti anni a ballare, dopo 2 anni è molto difficoltoso. Però grazie per averci fatto partecipare. Grazie a voi. Grazie mille.